Aquile siamo qui oggi in esterna, ci troviamo io Michele Tomasella con Andrea Pasi, referente Friuli Occidentale di Aquile dal Friul, sul greto del tagliamento all'altezza di Rosa di San Vito. Il tagliamento che un tempo univa le province di Pordenone e di Udine e che oggi unisce il Friuli Occidentale con il resto del Friuli. Si parla sempre più spesso di una nuova bretella stradale, autostradale di collegamento, ovvero il prolungamento della già esistente Cimpello-Sequals fino a Gemona, una bretella che unisce in buona sostanza appunto Gemona con Cimpello e quindi il resto della rete autostradale. Certo. Sì, dici bene, non la chiamerei propriamente bretella perché sembra che si parli addirittura di autostrada, cioè sembra che ci sia in progetto una vera e propria autostrada tra Sequals e Gemona. E tutto ciò personalmente mi lascia un po' perplesso pensando a ciò che potrebbe comportare come conseguenze al territorio della Carni, insomma, che già è abbastanza penalizzato per tutta una serie di motivi sì, che non vado ora ad elencare. La stessa autostrada, diciamo, che ha tagliato fuori molti paesi, molte zone della Carnia che si sono così anche per questo impoverite e spopolate. Basta provare a immaginare cosa vorrebbe dire un'autostrada che da Sequals porta a Gemona, vorrebbe dire che verrebbe tagliato fuori tutto il tessuto artigianale, sociale, insomma, della Carnia. Oltre alla Carnia anche tutto ciò che è il Friuli e l'Alto Pordenonese e lo stesso Pordenonese. Proviamo a immaginare un carico di merci che arriva dall'Austria e si troverebbe a Venezia senza toccare per nulla il territorio, senza accorgersi che c'è tutta una regione che viene attraversata. Insomma, uno che arriva da Tarvisio arriva all'uscita dell'autostrada, arriva a Gemona e si ritrova dopo un paio d'ore giù a Venezia. Quindi, ma secondo te perché questo? Allora, secondo me, chi avvantaggia questa cosa? Io ho un dubbio, diciamo che stiamo parlando, il Friuli confina con una regione che si chiama Veneto, che è amministrata da Zaia, che secondo me ha tutto l'interesse a che questa possibile potenziale autostrada venga messa in cantiere, perché ovviamente lui ha tutti i vantaggi di portare ricchezze nella sua regione, a Venezia in particolare. Quindi, insomma, tagliando fuori, bisogna dirlo, anche Trieste, quindi questa sarebbe un'opera che darebbe dei fastidi anche a Trieste, sì, quindi. E Aquile dal Friul che spezza una lancia fuori di Trieste. Sì, è significativo, vuol dire. Però insomma questa volta dobbiamo ammettere che tutta l'area portuale di Trieste verrebbe penalizzata a favore e appannaggio di Venezia, e tutto questo naturalmente, condivido con te, Aquile dal Friul è su questa posizione. La contrarietà a questa autostrada, chiamiamola così, che da Gemona ti porta direttamente a Venezia, tagliando fuori la chiesetta, tagliando fuori il ristorante, l'osteria, la zona, la sagra, l'avvenimento, taglia fuori tutto. Ecco, come l'autostrada Udine-Villac, perché io prendo la macchina, mi ritrovo in Austria, vedo qualche montagna a destra e a sinistra senza rendermi neanche conto che c'è Chiusaforte, che c'è Pontebba e quant'altro. Questa autostrada purtroppo riproporrebbe, secondo noi di Aquile dal Friuli, lo stesso problema, cioè taglierebbe fuori tutta quella zona di Pedemontana, di Friuli Occidentale e di Friuli centrale, Medio Friuli, che sicuramente ne subirebbe delle gravi conseguenze. Non sono zone che già adesso fioriscono, figuriamoci se. Ecco, invece una proposta di Aquile concreta sarebbe quella, invece di pensare a nuove autostrade, che secondo me non ha grande senso, è modernizzare la rete di collegamenti esistenti. È inutile sottolineare ancora una volta i fastidi e le difficoltà che ci sono sulla Pontebana nel tratto Casarsa-Pordenone, ma anche altri tratti. Insomma, io penserei più a un ammodernamento della rete con impatto ambientale anche più sostenibile, perché naturalmente questo ridurrebbe quello che è il grande impatto ambientale che invece si avrebbe costruendo questa ipotetica nuova autostrada. Basta pensare ai fastidi e alle lungaggini che ci vogliono solo per fare solo una terza corsia dell'A4, cioè provate a immaginarvi una nuova autostrada ex novo da zero, insomma
penso che sia abbastanza impattante, ecco. Grazie Andrea, e dal nostro fiume sacro, che è qui alle nostre spalle, alla nostra destra e anche di fronte a noi, vi salutiamo, ridiamo la linea allo studio. Mandi. Buona salute a tutti. Per chi segue il Messaggero Veneto, ci sono delle notizie, diciamo, che arrivano, che sono anche curiose. A Resia c'è un prete molto giovane, Don Alberto Zair, trentenne, un prete da come si capisce, diciamo, di indirizzo lefebvriano, per cui un conservatore, un uomo, diciamo, della chiesa tridentina, e è diventato un po' famoso per certe filippiche che ha fatto, e soprattutto molto simpatica quella sull'abbigliamento delle coscritte in gennaio, lì quando hanno fatto la festa di coscrizione, che si sono presentate con minigone, diciamo, un pochettino fantozzi, direbbe, ascellari, mostrando diciamo, le loro grazie che il Don ha definito prosciutti di San Daniele. Ovviamente polemica generale, poi la roba è rimasta lì, perché in fondo alla fine lui ha fatto il suo lavoro, mentre le ragazzotte si sono trovate un po' punzecchiate, ma alla fine, insomma, non ci sono stati né morti né feriti. Però è tornato agli onori della cronaca, dove lui ha detto una cosa abbastanza, come si può dire, singolare: ma quale Greta Thunberg? Per salvare il pianeta ci vogliono le erogazioni. Che lo dica un prete non mi sembra strano. Però per capire quello che dovremmo fare non credo che bastino le erogazioni, ovvero dovremmo avere ben presente di come, ad esempio, il nostro mondo oggi si è formato, chi ha creato il paesaggio agricolo, chi, superato il momento terribile della caduta dell'impero romano, è riuscito a riorganizzare l'Europa e a portarla a questi livelli, diciamo, anche di civiltà e anche di splendore. Bene, il mondo di ieri è stato riorganizzato, e oggi ne godiamo ancora di questi frutti, dai monaci benedettini. San Benedetto da Norcia è stato il grande precursore di un movimento che attraverso i conventi, le grandi abbazie, ha creato il paesaggio agricolo europeo. Dunque, si può capire da quel punto lì che solo se noi conosciamo la natura, la apprezziamo e ne rispettiamo le sue regole, in questa maniera noi siamo in grado di capire lo spirituale che c'è nella natura. Mi spiego. La natura non è qualcosa che abbiamo fatto noi, è come il pianeta, come la Terra, noi l'abbiamo trovata e lo stiamo abitando, forse in una situazione abbastanza malmessa, però lo stiamo abitando. Ma se non rispettiamo le regole che ha questo pianeta, è chiaro che lo stiamo distruggendo, ma per rispettarle dobbiamo conoscerle, e sono regole che non le abbiamo poste noi, né le facoltà di agraria le hanno fatte, sono regole che vengono, per chi è credente, da un'entità che possiamo chiamare il Padre, ma che tutte le religioni, diciamo, vedono in questa opera creatrice, diciamo, qualcosa che viene da fuori. Bene, a questo punto, se noi non siamo capaci di riconoscere lo spirituale che c'è nella natura, non abbiamo neanche la capacità di poter affrontare il problema e portarlo a soluzione. E questo è il grosso problema che abbiamo oggi, perché abbiamo una scienza che ha assunto a dogma più elevato lo scientismo, cioè dobbiamo credere in quello che ci dicono gli scienziati. Benissimo, ma se uno scienziato è materialista e non ha idea di cosa, di cosa sono queste regole, anche la scienza che lui, diciamo, porta in palma di mano e ci quasi obbliga a credere in quella scienza, è una scienza che ci porta nel fosso. E il fosso lo si vede, perché ovviamente oggi notiamo che c'è questo problema. Se la scienza fosse esatta, noi non dovremmo avere un pianeta che sta male. Però a questo punto il problema è proprio questo, cioè il fatto stesso che San Benedetto da Norcia, con le sue abbazie, e poi dopo il 1000
praticamente con l'ordine monacense dei cistercensi, che erano sostanzialmente degli ingegneri, degli agronomi veramente puri, lui ha creato, attraverso il suo lavoro, ha creato la scienza attuale che ha costruito il paesaggio agricolo europeo. Il che vuol dire che lui ha usato la fede e la ragione. E questo è il punto, diciamo, a cui dobbiamo arrivare, perché se non abbiamo fede non riusciamo ad avere ragione, se abbiamo solo ragione senza la fede non facciamo niente. E questo è il grande lavoro che ha fatto San Benedetto, coniugando proprio la sua regola principale, ora et labora. Allora a questo punto potremmo anche immaginare che Don Zanier un punto di vantaggio ce l'abbia, perché in fondo, quando non si capisce più niente, rivolgersi al mondo dello spirito, chiedere, alzare le braccia al cielo e chiedere che qualcuno ti metta in zucca un po' di sale, potrebbe essere la soluzione giusta. Ovvio che con l'uomo di oggi, con chi è il professorone, che ha come regola principale l'orgoglio, la superbia, quando invece dovrebbe mettersi un po' di cenere e utilizzare l'umiltà, è chiaro che è una medicina amara. E infatti le polemiche sono fiorite a go-go. In realtà io credo che in un momento come questo, dove l'uomo ha necessità di capire cosa fare, non essere uno schiavo moderno, non possiamo continuare a parlare di crisi con la bocca piena e digitare sul telefono un acquisto su Amazon per continuare a ingrassare un plurimiliardario americano. Siamo fuori di testa completamente. Quello che potrebbe esserci utile veramente in questo momento qua, anche per rientrare in questa logica, diciamo così, aberrante che ci stiamo autoproponendo, una buona, salutare camminata per i campi all'alba con un bravo sacerdote davanti e da lì ricominciare a capire. Altrimenti non ci resta che prendere il videoregistratore, vederci, non ci resta che piangere del grande Troisi. Mandi a tutti, benvenuti a una chiacchierata. Voi insieme con me alle Giacomo Trevisan. Mandi Giacomo. Mandi Paoli. Allora, Giacomo Trevisan, attore, regista, scrittore, no? E dopo tu sei sempre laureato in letteris, no? Sì. Non c'è che, no? Ma scrittore, tu sai che tu hai cominciato con un saggio fatto su Pasolini. Mm-hmm. Sì, Calle Kelka, è le prime robe che hai scritto di un certo impegno e pubblicate. Alle partite tutti un interesse per Pierpaolo Pasolini e dopo hai avuto le fortune di avere su commissione praticamente dall'associazione Don Gilberto Pressacco l'incarico di fare una sorta di no confronto, perché chiaramente non sono un personaggio che può confrontarsi, ma come un parallelo fra i due, ci rindichiata dalla grande ipotesi della cristianizzazione dal patriarcato d'Aquileia che aveva messo ad un pre Gilberto, i fondi che in qualche maniera si lein con le opere di Pasolini e dal momento che pre Gilberto era un lettore, un evore appassionato proprio di Pasolini, che è anche proprio l'autore contemporaneo più presente alla sua biblioteca, che viene le fortune di conservate a Codroip. Proprio a partire dai suoi libri, sono a chiatà tutte le corrispondenze, le rubis che si potevano mettere d'onghe per tabaià, per riraccontare le ipotesi sul cristianesimo aquileiese e sulla nostra fede, infine. Dopo tu hai fatto locanda tagliamento? Sì, perché alle proprio l'ultima robe che hai fatto, io ho scritto un conte qui. È un progetto di Bottega Errante, che è una chiesa editoria di Udine, accade di 80 anni, ma hanno delle idee come queste qui, hanno domandato a dei persone, non più scrittori, è anche un fisarmonicista come Paolo Forte, Luca D'Agostini, che è un fotografo di professione, ma hanno domandato, dopo sono dei giornalisti, hanno domandato le loro visioni dal tilimento
E allora è venuto fuori come a un tavole di osterie dei persone che si confrontano, quasi dei svos che si completino a vicende per contare una storia, storie che hanno a che fare con praticamente un spettacolo teatrale. E anche quasi, perché si sente un'evore le voci di ogni persona, no? Anche le esperienze personali. Io ho doprato qualche me riguardi quando eri piccolo, l'avevo gioiato in mente a fare il bagno, per dopo contare chiaramente di tutte un'altra storia, là che il flum è più un simbolo di crescita, perché è una storia di formazione, un frutto dei science che in una giornata al Tilimento ha un confronto con altri di più grandi, proprio in generale con le... Ma in certo senso la natura proprio te a plen, senza sugli asfalti o su plen di case sator, magari lì il mare, ma il Tilimento è tutto un altro mondo. Proprio l'incontro sì con altri frus, ma soprattutto l'incontro con la natura, con il ciclo di vita, esatto. Cioè che all'incontro dai... Che è il nostro vivi, il Tilimento. No. Allora, come attore, come tu hai smolato, tu in che modo? Allora, dagli ultimi anni, come regista. E le fortune che sono 2 anni che faccio le regie e anche scrivi il test per la passione, la sacra rappresentazione del Wiener Sant di Cikunins, che è una bellissima esperienza che il paese di Cikunins ha portato in denaro ormai di 41 anni. Io dome dagli ultimi 2, ma cerco di fare il mio migliore. E lì sono tanti mesi di prove, perché insomma è un impegno non di poco. Tante persone. Tanti persone anche di governare, ecco. Perché sono quasi 100 comparsi dopo perché si fa il regismo, si fa anche il psicologo. Qualche volta si è covente insomma di spronare sempre perché Duccio hanno da veramente il miglior di loro per arrivare a fare una belle robe come che anche loro hanno gusto di fare. Di farlo bene, no? È il lavoro che tu stai preparando. Le prossime robe sarà alle fine di lui, il 27, dal Sagrada al Domo di Glemone, con la Corale Glemonense che ha commissionato un test a Arianna Plazzotta, che è una musicista e anche scrittore udinese. E lei ha provato a immaginare Mastro Giovanni, che è il mitico fondatore, costruttore dal Domo e dal Chiampanili, lo ha provato a immaginare in un ignot là che non sa se arriverà alla indenant col suo lavoro. E si confronta con gli statui che sono sul domo. Allora al salte fuori in una specie di dialogo con che statui, tutte commentate e completate anche dalla presenza dal coro e anche di un'orchestra che saranno il completamento della serata. Dunque sabide 27 di luglio. Così cercherai scompense maravè, no? Sì, lì sono San Cristoforo, ma in Ceclamas sì, che i stanno di fur sono dai telamoni, no, che tengono su dalle colonis. E anche loro avranno un loro momento, in tal processo di costruzione, perché non si sa se che Mastro Giovanni avrà anche la fuarcia, anche perché è un uomo di una certa età, e lì curerai sia la regia che sarai anche attore. No? Sì. Io ti ho conosciuto come attore. Sì, tu mi hai stignuto anche a Battesi, i primi robis le hai fatte con te. Un dei post professionisti che sono saltati fuori dalle memans. Deve fare bene, dai. Sicuramente sei arrivato qui, per me è un orgoglio. Sono contento, grazie. Io ti saluto e ti mandi a Duce e di Furlan se verrai Furlan e alla volta che venga. Va bene, mandi a Duce, grazie anche a Paoli. Mandi.